Ciao, sono Jesse Specogna, centrocampista della Robur Natisa e ho 24 anni, nella vita faccio il professore. Hai avuto precedenti esperienze in campo dilettantistico? Sì, ho giocato per diversi anni, insomma, nei campi dei dilettanti, ho giocato a Moimacco, ho giocato all'Azzurra per Mariacco prima di abbandonare quel campo e darmi, al mondo amatoriale, prima a Campello e poi qui alla Robur Natisa. Qual è stato il tuo primo ruolo quando hai iniziato a giocare a calcio? Diciamo che ho fatto un po' tutti i ruoli, a parte il portiere ho fatto un po' tutti i ruoli, quindi ho giocato terzino, poi ho fatto l'esterno alto, fino a passare poi a fare il centrocampista, che è il ruolo che insomma occupo adesso. Da quanto tempo giochi nei campionati amatoriali? Da 2 anni, dal 2019, anzi 3 anni con questo, 3 anni. Sei in una partita decisiva, puoi fare un gol o realizzare un assist e far vincere la classifica marcatori a un tuo compagno di squadra. Cosa scegli? Beh, da centrocampista devo dire che l'assist è sicuramente una bella cosa, però allo stesso tempo credo che la soddisfazione più grande sia quella del gol, quindi ecco, da questo punto di vista in questa situazione sceglierei il gol. Quali obiettivi ti sei posto per questa stagione? Beh, l'obiettivo è cercare di fare il meglio possibile con la squadra e di realizzare almeno un altro gol da qui alla fine, visto che ne ho fatti 2, quindi ecco, in queste ultime 2 partite vorrei realizzare un altro gol. E un saluto per la Robur Natisa e speriamo bene insomma per questo fine di campionato. Ciao!